giuslavorista, parlare di dignità del bambino significa tornare alle origini della materia, a quando cioè il diritto del lavoro fu creato in sostanza per tutelare in particolare donne e bambini, cioè i soggetti che a quel tempo venivano considerati più vulnerabili. Vietare il lavoro dei bambini a quell'epoca significava anzitutto tutelarne la salute. Successivamente a quest'idea se ne è venuta affiancando un'altra, e cioè che vietare il lavoro dei bambini significasse anche poter garantire loro il diritto all'istruzione. In sostanza, il diritto al non lavoro e il diritto all'istruzione, tra loro assolutamente collegati, finivano con l'essere in qualche maniera l'essenza della dignità dei bambini stessi. Questa idea ovviamente è un'idea eminentemente occidentale, occidentocentrica, che è stata perseguita da molti legislatori nazionali, dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e anche dall'Unione Europea. Ad un certo momento però, a causa di fenomeni quali la decolonizzazione prima, la globalizzazione poi, all'interno dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro hanno fatto ingresso, sono entrati numerosi paesi emergenti, in cui questa idea di vietare il lavoro sostanzialmente al fine di consentire il diritto all'istruzione è un'idea non condivisa. Perché per molti di questi paesi il fatto che i bambini svolgano un'attività lavorativa non è un qualcosa di negativo in sé, al contrario, è un qualcosa che può anche essere utile al benessere familiare. Ecco perché allora l'Organizzazione Internazionale del Lavoro in questi ultimi anni ha cambiato rotta, concentrandosi non più sull'età minima di accesso al lavoro, bensì piuttosto sulla eliminazione di quelle che vengono considerate le forme peggiori di lavoro infantile. Un qualcosa che forse per i canoni occidentali è troppo poco, ma che comunque può essere senz'altro considerato qualcosa che, un minimo comune denominatore volto a tutelare la dignità dei bambini a livello globale, mondiale. Professionalità. Tecnologia. Flessibilità. Omofobia. Prostituzione. Salute. Persona. Schiavitù. Responsabilità. Essere umano. Animale. Potere. Divorzio. Libertà. Straniero. Pena. Scuola. Identità. Valore. Matrimonio. Inclusione. Famiglia. Politica. Bambino. Donna. Anziano. Anziana.